Il trentenne tunisino, accoltellato a morte sabato 16 settembre a Vigonza, è stato ucciso con un tagliaunghie. Un unico fendente alla coscia che gli ha reciso l'arteria femorale lo ha fatto morire dissanguato. I due tunisini di 43 e 36 anni, arrestati a Sanremo dopo essersi costituiti, ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. L'unica cosa che hanno detto e ripetuto è stata che non volevano uccidere il loro connazionale. Essendosi costituiti, non è stato convalidato il fermo, ma il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario. I due stranieri si trovano nel carcere di Imperia, ma dovrebbero essere trasferiti nei prossimi giorni ai Due Palazzi di Padova. Nessuno dei due ha svelato il movente dell'omicidio, il motivo che ha fatto scatenare la lite sotto gli androni dei palazzi di via Aldomoro a Vigonza e poi il ferimento mortale. Il 43enne ha precedenti per droga, il 36enne invece era incensurato. Il motivo del litigio potrebbe essere legato ad un debito non onorato, ma non ci sono certezze che possa trattarsi di una questione legata agli stupefacenti. Intanto continua anche la caccia ai complici che potrebbero aver agevolato la loro fuga verso la Spagna.